tutto, visti voi, te novella de oie, di 8 domenica, del mese di febbraio 2026. Siamo tornati in onda dai via Salvemini, dai Vizi, dai Sa Barbaggia, dai Vizi, dai Sa Sardegna, terra sarda. Bene, abbiamo detto come si presenta Sadia in questo docu, le Vizi, ecco qua si presenta de voi, calcolata, ma avere qualche neureda, che come si detto un po' quel pruso, deve essere di APA, Pisanne, ma comunque proenne di Fusta e nella Iagai, ecco infatti su conferma da Saravallo di Fusta a proenne 30, 40, procento, 20 procento, insomma proenne tutto usadie. 9 gradi temperatura massima, 6 gradi minima. E Crasa amo di asciutta, invece viene da Saschimbe poi torna da Gutiare e resta da Proenne per il sud-est del Sul-Seino. 11 gradi temperatura massima, 6 gradi temperatura minima. Bene, andiamo a Sannova, de Oie, è stato premiato Daniele in Sassari, sul Conservatorio di Sassari, mastro divulgatore della musica e della cultura sarda. Riconoscimento meritato, come stiamo andando tanto al via, complimenti Daniele, Annaire, a te lo riconoscimento, dopo sapere vaina che ha fatto. Andiamo a assaggiare le cose, che non abbiamo il gruppo le tenores, mi allino Pila, inaugurazione 464 anno accademico dell'Università di Sassari presso Teatro Verdi, in pratica in un hanno premiato a Daniele. Allora, in videolina non è stata trasmessa la diretta come Mariana Nattu, ma la che Napoli dopo sul telegiornale del 17, l'evento è durato parecchio, è durato 2 ore, è durato, quindi insomma è difficile tirare la mano con tanta in diretta. E comunque questo evento mi arrivarono filmati, specialmente questa premiazione di Daniele, e poi vedrete in che tirare da giocare a Domenica, cioè che Napoli chiediti in videolina. Complimenti quindi pure al sostenore dei vissimi Alino Pira che viene prese. Andiamo a Terranova, ecco Carraseccare, 2026, Festival Sospesibile con musica de Provanias Band su teatro Aristo Domenica Vinnichi de Reaglio, sono preparate, sono allestine, sicuramente un bel evento che ha sempre Minasio Can, insomma, e Carraseccare troppo a corso e quindi gli danno un po' di difficoltà in questa preparazione. Andiamo a su Te Danzante, e a su Sala e a su Sala del Carnevalone, organizzata sul Comitato Santo Iugli 2026. Ripassiamo un pacco da data, su 14 che diede si sfilata, Sala del Carraseccare, dai Sal 22, dai Sal Decche, insomma. Poi il 21 dai Vreaglio, Teganzante, Pominores, dai Sa al Battolo, Sa 7 de 0. Il 21 del Vreaglio, Sala Prototto, dai Sa 7 a mezzanotte. Poi 21 sempre del Vreaglio, Sa Sala del Carnevalone, dai mezzanotte in poi. Chi est in sa sala poter restare sul comitato arreata a tutto per fare che festa in pari. Però no, che bisogna pensare che manca sul manifesto del Carraseccare e lo mandiamo subito in onda, insomma, bisogna dimenticare una cosa pure importante. Vediamo un pacco, alcuni no, che me la tazzare, come lo cliccare, viene difficile, ma lo petto direttamente. Ecco qua, il pettino che
questo so chi dà questo bello carrasecare organizzato da sono dell'Antoiolli, adesso comitato, te parla del club start ore 22, tema libero, la sala del carrasecare, 14 del Reaglio, dopo la sfilata uno può andare alla sala, chissà ma che si maschera più chieda durante la sfilata. Questo è su 14, sabato 21 del Reaglio, musica e giochi per i più piccoli, ingresso 5 euro del Planet Club, ore 16. Poi, sempre sabato 21, musica anni 90, latinoamericano, balli di coppia e tanta voglia di divertirsi. Serata danzante in maschera, un tuffo nel passato con le sue emozioni, nostalgia anni 80-90. Poi dopo appunto questa sala la sala del Carnevalone, The Planet, ore 00, cioè dai mezzanotte in poi, il DJ by Bore Bella, ingresso euro 10, sabato 21 febbraio, tema maschera libera, monastri che loro sono già intro, potene restare. E dimoslo poi sul manifesto del Carrasecare del Comune di Pitti, assessorato al turismo, Carnevale 2026. Si comunica che sabato 14 febbraio 2026 dalle ore 14 con partenza da piazza San Giovanni Evangelista, piazza Coconeggio, è prevista la sfilata di Carnevale con la partecipazione di gruppi in maschera, carri allegorici e gli alunni degli istituti scolastici locali. La sfilata proseguirà lungo le vie del paese, si concluderà in piazza Sproni con balli in maschera, animazione, musica e cena per tutti i partecipanti. I moduli di adesione alla sfilata sono scaricabili nel sito del Comune di Pitti e dovranno essere trasmessi entro la data del 05 febbraio 2026 alla email polizia locale comune di pitti.nu.it, eccetera eccetera. Poi in data 17 febbraio piazza Sproni a partire dalle ore 15 si festeggerà martedì grasso con pentolaccia, attività di animazione e uvusonese per tutti. Buona riuscita della manifestazione, si invitano i cittadini a partecipare. Va bene, assessore al turismo Cristian Farina, complimenti Cristian. Andiamo sul giornale, prima pagina dell'Unione, i sindaci difendono la storia, coro dai municipi, pale e pannelli non deturperanno i nostri strumenti. Sesto, l'auto si riballe, purtroppo mischinito, muore tu non pizzino che 90 de ussano. È un problema di credibilità, un fondo di Bruno Vespa, come da sapere sul tempo puoi scrivere pure se l'Unione Sarda vai chirica. In genere sono i ministri di polizia, come si chiamavano una volta, a mostrare il volto duro quando annunciano provvedimenti restrittivi. Stavolta Piantedosi si è limitato ad una illustrazione tecnica delle norme, mentre è stata Giorgia Meloni, soprattutto nell'intervista a Paolo Del Debbio su Rete 4, ad assumere gli accenti più severi e popolari per lamentare la minorità dello Stato nell'affrontare la violenza. È chiaro che il sistema italiano ha un serio problema di credibilità e di funzionalità. Vogliamo un articolo di Ciriaco Fed della Savissi Chiesa, tutti siamo per il diritto internazionale, certo, a parole, e sia chiaro, quando mia zia parcheggia davanti all'ingresso del condominio è perché ha le sue buone ragioni d'emergenza, capito? Se lo fa invece il vicino è perché è notoriamente un maleducato, un prevaricatore. Non riusciamo ad andare d'accordo neppure nel pianerottolo di casa o nel quartiere. I consigli comunali si fanno e si disfano, come la sanità, per il possesso di una spiaggia da sfruttare fino all'osso. Come comune offeso saremo pronti a entrare in guerra contro il comune usurpatore. Cioè questa filosofia del Ciriaco Feddo è veramente incisiva. Noi scusiamo gli articoli in treo, o voglio leggere, ma complimenti a Ciriaco.
Sartiglia batte a Bodi, si corre senza caschetti. Scongiurato lo stop della giostra e queste ora restano in bilico le altre manifestazioni. Chiaro che la Sartiglia è un spacco pericolosa, è un'esibizione plateale, cioè non è una corsa de cardio, insomma, che batta tanto sconcorrente, che ha affiancato da pare, lo scado si può ne toccare uno chissà, la Sartiglia si corre da Sasola, è un spacco pericolosa, è atera, adesso è che le scusa che si ha che ne posato l'Atlantina, eccetera. Il capo dei presidi dimensionamento, nessun danno. Mafiosi al 41 bis, la protesta unisce sindacati e politica. Tenore di Neonelli, 50 anni di campo, tradizione che parla al presente. Il fondatore Tonino Cau racconta la sua vita, i temi che gli stanno a cuore, la lingua sarda, la collaborazione con Elio, i viaggi, i giovani e il futuro. Una bella esperienza, questa pure sul tenore dei Neonelli, un pacco troppo politicizzato su cantare e comunque va bene, insomma, questa è una bella esperienza che vantano del tenore, non è nulla pacco. Però io non vanno su quale supremo sul giornale scaldato Daniele. Nuova diga, i fronti contrapposti, le moderne naturalmente Sandiga e Sabalucchente, tra il no del comitato e il sì del consorzio. Passato all'emergenza idrica, l'acqua di Maccheroni ora finisce in mare. A Bubulico. Nell'invaso di Maccheroni, se superata la grande emergenza, l'acqua torna ad essere sversata in mare grazie alle abbondanti piogge delle ultime settimane. Nei territori della baronia il dibattito politico e sociale sulla gestione delle acque di superficie resta più acceso che mai. Una discussione che va ben oltre l'attualità contingente e chiama in causa scelte strategiche destinate a segnare il futuro dell'approvvigionamento idrico sia per uso potabile sia per irrigazione agricola nelle stagioni siccitose. A Banostra da una parte c'è chi sostiene che non servono nuove dighe ma una gestione più efficiente di ciò che già esiste, e la posizione del comitato a Banostra. Invece il consorzio di bonifica, di parere a posto il presidente del consorzio di bonifica della Sardegna centrale, Ambrogio Guiso, che punta il dito sull'insufficiente capacità di accumulo di maccheroni. Per lui lo sbarramento di Torpè è inadeguato e rispetto al fabbisogno crescente del territorio è l'unica vera via d'uscita delle crisi cicliche è la costruzione della diga di Abba Lucchente, in grado di di garantire una programmazione pluriennale della distribuzione idrica. Abba Nostra, già, un numero Abba Nostra che non sapeva di nessuno. Pratobello va in commissione, Areidone impugnata la legge, l'esponente pentastellato all'attacco, siamo contro la speculazione, Ligioi, urbanistica, non vogliamo essere calpestati. I comitati per la Pratobello saranno auditi in commissione, l'ultimo tassello di ufficialità lo ha dato ieri il presidente della commissione urbanistica Roberto Ligioi, che ha anche annunciato l'avvio dell'impugnazione della legge Areidone. Non vogliamo essere calpestati. La proposta venerdì la conferma è arrivata dal presidente del Consiglio regionale Piero Comandini, addirittura rafforzata dal capo della commissione attività produttive Antonio Solinas PD, che ha annunciato la convocazione dei comitati in seduta congiunta con la commissione urbanistica entro 10 giorni al massimo. Ora è proprio Ligioi a mettere il visto sull'audizione. I toni tuttavia sono diversi da quelli degli esponenti democratici, anzi l'esponente del Movimento 5 Stelle, convocazione a parte per la discussione della Pratobello, resta su posizioni già espresse in passato. Come ha detto il presidente Comandini, audiremo in commissione i comitati. Ha annunciato
di Gioi, ma audiremo, e penso che sia giusto perché lo chiedono anche le opposizioni, tutto il mondo ambientalista, ma soprattutto ascolteremo i pareri di illustri giuristi e costituzionalisti per evitare che in commissione si discuta di leggi incostituzionali a fortissimo rischio di impugnazione. La posizione di Gioi introduce poi l'altra novità di ieri: si va verso l'impugnazione della norma delle aree idonee. Il decreto 175 è convertito in legge che limita il potere delle regioni sulle decisioni legate alle concessioni per gli impianti. Stiamo già impugnando il decreto Meloni, che toglie la competenza alle regioni e che vuole ridurre l'isola a un colabrodo, soprattutto nelle zone militari, di cui la Sardegna contiene il 65% del totale nazionale. Prosegue l'esponente pentastellato. La tutela del paesaggio non può diventare un fastidio burocratico. La dura presa di posizione del coordinamento Gallura contro le torri eoliche davanti ai monumenti. I comitati entrano a gamba tesa contro le installazioni eoliche nelle vicinanze di beni identitari. Pensare che una struttura di oltre 200 metri, un grattacielo d'acciaio rotante che sovrasta chiese romaniche, stazzi, colline e siti archeologici, possa essere indifferente al contesto è un esercizio di cecità intellettuale, dice Maria Grazia De Monti, portavoce del comitato Gallura. Il paesaggio non è una cartolina statica, è uno spazio narrativo. L'installazione di giganti che raggiungono vette a terra fino a 260 metri travolgono la sintassi della nostra storia. Blackout nell'isola, la rete di distribuzione non è più all'altezza. In questa intervista su Videolina al docente di ingegneria elettrica che genera D'Alfonso Damiano, professore di ingegneria elettrica ed elettronica all'Università di Cagliari. Alfonso Damiano: servono più fondi ma anche risorse umane formate. Buio improvviso, la Sardegna in blackout non solo sotto la pioggia, il meteo c'entra, ma il problema è la rete. Alfonso Damiano, professore di ingegneria elettrica ed elettronica all'Università di Cagliari, spiega su Videolina Radar la situazione sarda: superficie molto vasta, popolazione concentrata nelle aree urbane, serve una distribuzione capillare di fronte all'evoluzione dei servizi. Si sente molto basso, mi commenta anch'io, si sente molto basso. Un attimino, vediamo se possiamo fare. Prova. Prova. Zintenne mezzo zoic. Te pare. Prova. Vale. Questo non si intende se granché. Prova. Mi pare in mezzo, scusa, dai. Proviamo su. A chi te mi schiede se si intende un pacco mezzo. Purtroppo. Questo fare il suo microfono. Un problema serio. Che dobbiamo cruziare. Allora andiamo da innantesi. Il fronte dei sindaci contro le pale, giù le mani dalla nostra storia. Previsti nell'isola impianti eolici e fotovoltaici a ridosso dei beni identitari.
basta scelte calate dall'alto senza la consultazione delle comunità. Ma i comitati non si fidano, vogliono salvarsi in corner. La risposta della regione sulla Pratobello e sull'impugnazione della legge aree idonee rimane tardiva, ma di sicuro il dibattito che si era acceso nelle vicende della transizione energetica in Sardegna ha smosso le acque. Parlare è il sindaco di Orgosolo, Pasquale Meleu, padre della proposta di legge di iniziativa popolare da 211.000 firme che giace dall'autunno del 2024 in qualche cassetto in Consiglio regionale. Prendiamo atto del tentativo in corso che più che altro sembra un gioco di PD e Movimento 5 Stelle a rientrare in un percorso con tentativo di ottenere una salvezza in corner, chiude Meleu, ma vedremo che cosa accadrà nei prossimi giorni prima di esprimerci. Complimenti Meleu, bene. Andiamo da innanzi, se fai da moldeate, la che ti mi scrive di internet qualcosa di pruso, prova, questo problema è sul microfono, non riesce a risolvere. Referendum, la data non si tocca, devo vedere sul referendum della giustizia. Riforme comandini da Soggiu, incontro nell'ambito del lavoro sulla legge statutaria. Va bene il lavoro sulla legge statutaria per le nostre regole interne, ma con grande attenzione sempre al nostro statuto speciale, al rapporto con lo Stato e al rispetto della Costituzione, dove i principi sono stati scritti da chi ha fatto la guerra per costruire la pace. Sono alcuni dei concetti formulati dall'ex presidente della regione Pietrino Suri nell'incontro di 2 giorni fa a Sassari col presidente del Consiglio regionale Piero Comandini. Andiamo da innantisi, veloce, messi interno, sia Pietrina, imparano e tornano i ragazzi di Barbagia, adottati dall'Europa. Il progetto coinvolge Seulo, Esterzili, Sadali, Seui e Usassai. I sindaci che sono andati da fuori a studiare. In tanti, in troppi, partirono con il biglietto di sola andata e una valigia in cui non trovava spazio la speranza. Dalla Barbagia verso l'Europa, senza ritorno. La ferita dell'emigrazione non è stata ancora rimarginata, ma adesso affiora una prospettiva. Quando si uniscono tradizione, mobilità ed innovazione, allora si possono immaginare un futuro in cui restare nell'isola non è una rinuncia, tornare non è un ripiego, innovare non è un lusso. Valeria Sanna, vicepresidente dell'associazione Malik, sede a Gavoi, cuore che batte nel nuorese intero, fa di tutto perché tra le generazioni future non ci siano più disterrados, con un progetto che garantisce ai ragazzi formidabili strumenti di formazione, l'opportunità di viaggiare, maturare un'esperienza imprenditoriale all'estero e tornare nella propria terra sfruttando il patrimonio di conoscenze acquisito. Questo è il scopo di questa associazione Malik. Andiamo da innantesi, l'intelligenza artificiale negli ovili sardi, innovazione, al via gli incontri per condividere con gli allevatori risultati delle sperimentazioni. Al progetto appare nella fase operativa per offrire alle aziende i vantaggi del digitale. Di modalità si tratta unire tradizioni e innovazione per far entrare il comparto agro-pastorale sardo nel terzo millennio. L'obiettivo del progetto appare è ambizioso perché sta cercando di rinnovare un settore da sempre restio ai cambiamenti, spiegando alle aziende le potenzialità e i vantaggi delle nuove tecnologie nell'inserimento dell'intelligenza artificiale nei processi produttivi e dell'analisi della big data, ovvero l'enorme mole di informazioni sul comparto sardo
che può essere analizzato, compresa la sfruttata, compresa e sfruttata, che può essere compresa e sfruttata per il futuro. Il gruppo di studio, il progetto avviato grazie ai fondi PNRR è coordinato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna in partenariato con l'Università di Sassari e Cagliari. A Binsula e CNIT sono due agenzie di intelligenza artificiale che collaborano. L'intervento nasce per colmare il divario digitale nelle aree rurali dell'isola attraverso lo sviluppo di una piattaforma digitale che integra e analizza dati provenienti da database istituzionali, dalla strumentazione aziendale e inseriti direttamente da consulenti aziendali e allevatori, e quindi uno utilizza tutti i dati che possono arrivare su squile. Dimensionamento non fa danni, serve una legge sul diritto allo studio. Il presidente dei dirigenti sardi difende il ministero e attacca la regione. Succedono cose strane, per esempio che negli ultimi giorni si sia inasprita la lite tra regione e ministero dell'istruzione sul tema del dimensionamento scolastico e allo stesso tempo che i dirigenti scolastici dell'isola, i primi a essere toccati dagli accorpamenti delle autonomie degli istituti, siano allo stesso tempo gli unici a non lamentarsi, proprio loro, con le scuole che perdono poteri e altre che raddoppiano il numero di studenti e docenti da gestire. I presidi non hanno i forconi in mano e sembrano anzi accettare con fastidio lo scudo della regione. Il dimensionamento non è mica un problema, si sta guardando il dito e alla luna chi ci pensa. La vera questione è che ci manca una legge per il diritto allo studio. Parole di Massimo De Pau, preside dell'Istituto Sata di Macomere e preside dei presidi, nel senso che è il preside sardo nell'associazione dei dirigenti scolastici, il presidente sardo dell'associazione dei dirigenti scolastici. E poi, vabbè, non verso il tempo per leggere altri, andiamo da innanzi, ma è interessante questo articolo comunque. Sartiglia, decreto aggirato, via libera alla tradizione. Un ente sportivo accredita il percorso, caschetti scongiurati. Il caso Oristano crea un precedente sulla normativa a Bodi. Invece sul sindaco di Saccarrela e Nanti, protezioni confermate. Il sindaco, la nostra corsa è più pericolosa. Santo Lussurgiu si adeguerà alle norme, non stravolgono il senso dell'evento. Da innanzi, nell'isola i detenuti al 41 bis si allarga il fronte della protesta. Dopo M5 Stelle e PD, anche Europa Verde risponde all'appello di Todd. Decreto energia, la regione si prepara all'impugnazione. Primi passi per la commissione Tunis-Altimoni. Comandini visita Pietro Sordu, da lui suggerimenti preziosi. Il decano dei presidenti di regione invita al dialogo politica e cultura. Pietrino, una mente pensante. Andiamo alla politica internazionale. USA-Iran, intesa sul nucleare in salita. Trump sanziona il greggio di Teheran che minaccia attacchi alle basi americane. Intanto Netanyahu è atteso alla Casa Bianca mercoledì per discutere la tregua a Gaza. Lo 007 di Mosca fuori pericolo dopo l'agguato. L'hanno sparato i soldatesi. Il generale Vladimir Aleksei è cosciente e fuori pericolo. Il numero 2 dell'intelligence militare russa
scampato venerdì ad un agguato che gli sconosciuti gli hanno teso sul pianerottolo di casa nel cuore di Mosca. Si è ripreso dal coma farmacologico in cui era stato posto dopo l'intervento chirurgico che gli ha salvato la vita. L'intervento è riuscito, Alexei è stato posto in coma farmacologico e ora ha ripreso conoscenza. Si può affermare con cautela che la minaccia alla sua vita è finita, recita il bollettino. Sul fronte delle indagini sarebbe imminente una svolta nel mirino degli inquirenti. Ci sono 2 sospetti, ha scritto in esclusiva il Kommersant. Uno dei 2 avrebbe sparato 3 colpi di arma da fuoco al generale, colpendolo alla schiena, perché il militare, con un passato nelle forze speciali, ha reagito prontamente, gettandosi a terra e proteggendo la testa e organi vitali. Secondo altre fonti, il militare sarebbe addirittura riuscito a schivare alcuni proiettili, mentre un altro, sparato dall'attentatore mentre si dava alla fuga, lo avrebbe colpito all'addome o al petto. Ancora il Kommersant, che cita i fonti vicini all'indagine, rivela che i 2 sospetti sono stati immortalati dalle videocamere di sorveglianza e saranno presto interrogati. In caso di incriminazione finiranno oggi in tribunale. Intanto si fa luce su alcuni dettagli dell'agguato che si è consumato intorno alle 7 del mattino. L'aggressore è entrato in azione quando il generale è uscito di casa per recarsi al lavoro, sparandogli sul pianerottolo. Non pare che non hai tempo di usare a Teheran, a Nikhil a Zelensky. Guerra in Ucraina, attacco russo con 400 droni e 40 missili di vario tipo. Trump vuole la pace entro l'estate, negoziati la prossima settimana. E con questo terminamos la novela de hoy e nos damos appuntamento. Vamos alla parte sportiva. Domenica si va in scuola ad affrontare la Montalto. Si ringrazia lo sponsor gara, Fratelli Capello, Movimento Terra e Lavori Stradali Oliena. Si ringraziano gli sponsor sostenitori, Agriturismo Ertila, Terra Pintata Ceramiche, Mirto Sannai. Bene, Forza Vitesse e Ale, insomma, giocate, insomma, chi grinta. Andiamo a tancare, chi sa sigla di tancatura, ecco qua, la punimolo,